Quanto guadagna in media un trevigiano? A dare una risposta il report realizzato dallo SPI-CGIL del Veneto, che ha elaborato i dati del Dipartimento Finanza del Ministero sui redditi 2018, anno d'imposta, nell'ambito della negoziazione sociale. Nella Marca il reddito medio pro capite del 2017 è stato di circa 20.000 euro lordi. Il 38% dei contribuenti prende meno di 15.000 euro lordi all'anno, mentre solo il 2% sta sopra i 75.000. Analizzando questi dati, le differenze emergono nette. Se prendiamo tutti i contribuenti, il reddito medio aumenta di circa 500 euro all'anno. Se poi però prendiamo i redditi da lavoro dipendente e i redditi da pensione, questi sono in leggera diminuzione, mentre aumentano i redditi da lavoro autonomo. Una provincia, quella trevigiana, in cui le disuguaglianze sociali crescono esponenzialmente, creando un divario sempre più preoccupante. Sale la preoccupazione soprattutto per i pensionati, che in seguito a questa analisi si conferma la categoria più povera. È evidente che se questi dati li collochiamo sulle scelte di politica economica e finanziaria del 2018 e del 2019, noi siamo preoccupati perché la precarizzazione del lavoro abbassa gli stipendi, perché le scelte di non aumentare le pensioni sopra i 1.500 euro, come era stabilito dalla normativa precedente, ridurrà anche là le entrate di milioni di pensionati. Per di più, con questa crisi di Ferragosto, molto probabilmente anche tutte le discussioni che si stavano facendo per ridurre le tasse non troveranno soluzioni.